Domenica 19 maggio 2013, nella splendida cornice del Teatro Verdi di Padova, è stato celebrato il congresso di chiusura dell'anno sociale 2012-2013 del distretto Lions 108 TA3. L'evento congressuale si è aperto con il rituale ascolto degli inni e degli scopi del lionismo, grande rappresentanza di autorità lionistiche, civili e militari e di delegati dei 49 club che formano questo distretto. Cosa rappresenta un'annata lionistica condotta con grande impegno? Rappresenta la necessità di fare sintesi tra una grande progettualità e una possibilità di realizzare quanto vorremmo. I bisogni sono tanti, a volte c'è da scoraggiarsi, ma noi con l'aiuto di tutti cerchiamo di fare del nostro meglio. Oggi per fare carità, anche per fare carità bisogna essere professionali, bisogna fare molto con poco e questo è quello che i nostri Lions vogliono fare per essere efficienti, creare sinergia ed essere efficaci. Il lionismo è un'organizzazione internazionale che svolge compiti di pubblico interesse a livello locale, a livello nazionale e a livello internazionale. Ma cosa significa essere oggi Lions? Essere Lions oggi, come 96 anni fa, significa avere dei principi, significa avere dei valori, significa avere un'etica, significa mettersi in gioco, essere disponibili per soddisfare i bisogni di altri e ridurre quelle che sono le grandi piaghe, non solamente economiche o sanitarie, dell'umanità. Esempio di etica, esempio di testimonianza di valori, esempio di coraggio, esempio di essere partecipi nella comunità in cui si vive e di tutte le comunità del mondo. Questo significa oggi essere Lions. Abbiamo visto sfilare qui sul palco e consegnare onorificenze a personalità che non sono del mondo Lions, generali dei carabinieri, abbiamo visto passare qui sindaci ed altre personalità. Come mai? I Lions la loro soddisfazione la dovrebbero trovare in quello che fanno. A volte c'è anche qualche riconoscimento, ma noi ci siamo aperti al mondo esterno perché se siamo qui è per fare qualche cosa per gli altri e quindi giustamente quelle istituzioni che sono volte al bene comune, qualunque esse siano la loro origine, avete visto abbiamo premiato anche un Rotary, tutti coloro che si dedicano al bene comune meritano un premio e chi fa più del proprio dovere merita che questo sia riconosciuto. Gianluigi Recarti, governatore uscente, nella sua relazione finale ha detto, elencando i vari interventi, le varie service realizzati quest'anno, che questo non è un traguardo, ma è un passaggio del testimone, è una staffetta. Il testimone toccherà a lei per fare che cosa? Allora, innanzitutto secondo me non è solo una staffetta, è proprio una corsa di tutte le persone che hanno, ricoperto questo incarico, che secondo me continuano a correre, ed è giusto che continuino a correre, perché i post governatori hanno comunque un bagaglio di esperienza e sono la storia del nostro lionismo e quindi è giusto che, ogni anno si aggiunga uno alla corsa dal mio punto di vista e si continui però sempre anche a tener conto dei loro consigli. Per me quest'anno sono stati utilissimi. A far cosa? Io onestamente vorrei che ci rendessimo concreti e operativi. Può sembrare una frase retorica, tutti ci provano, però io veramente ho il sogno di poter realizzare qualcosa, soprattutto in questo momento, veramente a favore delle persone che in questo momento sono in estremissima difficoltà. Ho pensato a svariate cose, ho pensato a coinvolgere i soci, ho pensato a come motivarli, ho pensato a come stringerci tutti insieme per riuscire a farlo. Io spero che tutti insieme ce la possiamo fare. Il vice sindaco del comune, Ivo Rossi, nel ricevere con gratitudine dal governatore Gianluigi Recarti un'alta onorificenza lionistica e nel portare il saluto dell'amministrazione civica, ha tenuto a sottolineare i meriti dei Lions per attività che si svolgono non solo nei territori dove essi sono radicati. Successivamente, il presidente del Lions Club Padova Certosa, Davide Druda,
ha presentato al presidente dell'Opera Nazionale Assistenza Militare Arma dei Carabinieri il contributo di 56.000 euro raccolti in occasione del concerto che la fanfara della Scuola dei Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha tenuto nello stesso teatro all'inizio dello stesso mese, non mancando di testimoniare quanto i Lions siano vicini all'arma in un momento come quello attuale, costellato dai recenti eventi luttuosi. Abbiamo creato un'occasione, abbiamo fatto un service assieme ai Carabinieri, un concerto della fanfara dei Carabinieri, proprio perché ci siamo resi conto che queste persone, sto parlando degli orfani, dei carabinieri caduti in servizio, hanno bisogno di essere sostenuti. Chi ha perso un affetto così grande, perché ha testimoniato, dando la vita, quello che significa fare il proprio dovere, merita solo di essere sostenuto. Questa associazione alla quale abbiamo devoluto la somma, ricordo, è un'associazione che viene sostenuta privatamente con contributi volontari di tutti i carabinieri in servizio. Era giusto che noi, cittadini, che viviamo e operiamo con a fianco chi ci tutela, riconoscessimo a queste persone che hanno smarrito, che hanno perso un affetto così grande, riconoscessimo un minimo di aiuto. E questo, credetemi, sembra una grande cifra, ma è un minimo di quello che loro si meritano. A Suor Lia, che da anni si occupa a Padova, assieme alle consorelle, dell'assistenza agli emarginati e alle persone in difficoltà, il governatore Reccarti ha conferito la Melvin Jones, che nell'universo Lions è la più alta onorificenza che viene tributata a coloro che si sono distinti in particolari attività di servizio. E al socio professor Cosimo Di Maggio, il governatore ha consegnato un'altra prestigiosa onorificenza per l'attività da questi svolta negli ultimi 4 anni per la promozione e l'attuazione del progetto Martina, che, nato a Padova, si è ormai affermato nelle scuole di tutte le regioni italiane per portare a conoscenza dei giovani come alcune forme di tumore possono essere precocemente diagnosticate a vantaggio di una cura vincente. Il governatore poi, nella propria relazione morale, ha posto particolarmente l'accento sul coraggio di fare, in parte realizzato, la voglia di sognare e l'orgoglio di appartenere che ha informato il proprio programma in questo suo anno di governatorato. Qual è il sogno dei Lions oggi? Il sogno di Lions credo sia il sogno di tutti gli uomini di buona volontà. E qui uso le parole di Baden-Powell, il fondatore degli Scout. Cercare di lasciare questo mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Per noi non sarà facile, ma ci vogliamo provare, tutti assieme, forse ci riusciremo. Ha successivamente ricordato le grandi cose fatte nel mondo dal lionismo, come ad esempio l'attuazione a fianco delle Nazioni Unite del programma di alfabetizzazione e di lotta al morbillo che è stato portato nei paesi più svantaggiati del pianeta. Un anno passato al servizio del bene comune, si esaurisce con lei? Quale sarà il traguardo del prossimo anno? 96 anni fa è nato il lionismo. A questa domanda risponderò tra 96 anni. Spero che saremo qui a parlarne con lo stesso entusiasmo.